Il destino ha voluto che lui si trovasse nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, perché ripeto, io non capisco come possa essere stato distratto questo signore per non averlo visto. A parlare è la figlia di Antonio Battiston, l'89enne investito a Curtarolo, che ha lottato per ore tra la vita e la morte. Poco prima di mezzanotte, però, si è arreso. Troppi i traumi riportati nell'impatto. Ieri sera, intorno alle 20, stava andando a messa quando è stato investito da un'auto all'incrocio tra via Monte Ortigara e via Verdi in direzione Marsango. L'anziano era a piedi quando, mentre attraversava la strada, è stato urtato violentemente da una Fiat Panda che stava percorrendo velocemente, come ci hanno riferito dei testimoni, via Ortigara. Sì, era una persona attiva, sì, pensi che è riuscita a sopravvivere a 2 Covid e adesso faceva tapis roulant, faceva ginnastica per le braccia, faceva le sue camminate, era una persona, sì, aveva le sue magagne perché aveva 89 anni, quasi 90, al 30 di agosto. Però comunque stava bene, si era ripreso e aveva le sue cose e stava andando appunto a messa. Sul posto sono intervenuti subito i medici del 118. L'89enne è stato trasportato in ospedale a Cittadella. Le sue condizioni sono parse fin da subito gravi. Nella notte le complicanze e poi il decesso. La polizia stradale ora ha disposto il sequestro dell'auto. Il conducente della Fiat Panda si è fermato a prestare soccorso, ma potrebbe essere comunque indagato per omicidio stradale. Battiston, molto conosciuto in paese, era stato anche vicepresidente della squadra di ciclismo amatoriale GS Sant'Andrea. Una vita spesa per le 3 figlie. Avevamo anche tanti progetti per la Pasqua, andare fuori, poi lui aveva anche contatti con tanti amici, per cui stava sì programmando la sua vita, insomma, come si fa normalmente.